I familiari di Jennifer Zacconi non hanno diritto all'indennizzo di 80.000 euro. Dopo che la figlia 22enne è stata uccisa dall'amante Lucio Niero, sepolta viva in una buca al 9° mese di gravidanza, l'ennesima beffa per il papà, la mamma Anna Maria Giannone e il nonno Giuseppe Giannone. È una decisione incomprensibile, nel senso che la direttiva 80-2004 prevede che vengano indennizzati i cittadini europei in Italia dallo Stato allorquando il reo non paga, non ha soldi, non viene scoperto. E quindi non è possibile escludere i cittadini italiani dall'indennizzo, perché sarebbe discriminatorio anche da un punto di vista costituzionale discriminare ovviamente i cittadini italiani dai cittadini europei. Era l'aprile del 2006 quando Jennifer di Olmo di Martellago fu uccisa al termine di un violento litigio con Niero nel piazzale di un distributore a Martellago, in cui lei fu picchiata e poi gettata nella buca. Qui si tratta di un caso molto grave perché ricordo che per la cronaca si trattava di una ragazzina molto giovane che ovviamente la piccola Jennifer che aveva una bimba di circa 9 mesi che poi alla fine sono state entrambe sepolte vive. L'assassino, sposato e padre di 2 figli, fu condannato a 30 anni di reclusione e una provvisionale di 80.000 euro in favore della madre di Jennifer e 85.000 ad altri suoi congiunti. Anche dall'ammissione di Niero al gratuito patrocinio era però emersa la sua impossibilità di liquidare la somma. Da qui la richiesta dei familiari di condannare la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Giustizia per la mancata attuazione della direttiva europea 80. Ma per i giudici la mamma e il nonno non ne hanno diritto. Sostanzialmente fa commistione tra il risarcimento e le sue regole e l'indennizzo. Qui si tratta di un indennizzo, cioè lo Stato deve indennizzare le vittime secondo una direttiva 80 del 2004. Quindi sostanzialmente c'è una commistione di giurisprudenza che non è comprensibile. Io sto parlando con i familiari per farli decidere il mio consiglio è di presentare ricorso in Cassazione a Strasburgo e eventualmente segnalare la situazione al Consiglio d'Europa perché venga riferito pure alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, dove c'è una violazione dell'Italia per violazione della direttiva 80.